Buongiorno a tutti, sono Giorgio Fioretti, Technical Area Manager per le province di Treviso, Venezia e per il Friuli Venezia Giulia. Come anticipato da Fiorello, oggi vi parlerò di un insetticida innovativo che è Efficon. Efficon è il nuovo insetticida di BASF a base di Dimpropyridaz. Il brevetto della molecola si chiama Axalion Active. Come vedete è una formulazione liquida a 120 grammi litro. Efficon è una grande innovazione sul mercato degli insetticidi perché è una molecola assolutamente nuova, con un nuovo meccanismo d'azione e per questo anche inserita in un gruppo apposito dall'IRAC. Il prodotto agisce sugli insetti ad apparato boccale pungente succhiante e ha un'attività sia per contatto che per ingestione. Andiamo però a vedere nello specifico qual è il meccanismo d'azione di Efficon. Efficon lavora sugli organi cordotonali. Questi organi li troviamo in diverse parti del corpo dell'insetto e più nello specifico li troviamo nelle antenne, nelle zampe e all'inserzione delle ali. L'efficacia di Efficon nei confronti degli insetti riguarda soprattutto le attività motorie e soprattutto la percezione dello spazio. Quindi un insetto che viene trattato con Axalion è un insetto assolutamente scordinato che riesce a muoversi in maniera faticosa, non riesce più ad arrampicarsi e perde anche la capacità di volare. Tra le altre funzionalità, Efficon inibisce anche la nutrizione da parte dell'insetto e quella che è la capacità anche di effettuare delle punture di saggio. Come conseguenza quindi l'insetto smette di nutrirsi e smette di trasmettere virosi e come conseguenza smette anche di produrre melata. Come anticipavo, Dimpropyridaz è un meccanismo d'azione assolutamente nuovo. Qui potete vedere quelli che sono i principi attivi registrati nel mondo che agiscono appunto sugli organi cordotonali. Di questi, oltre a Dimpropyridaz, solamente Flonicamid è registrato in Europa, ma vedete che il meccanismo d'azione è differente, per cui non c'è rischio di resistenza incrociata con questi principi attivi. Efficon è dotato anche di un'elevata sistemia acropeta per via xilematica. Come vedete abbiamo riportato quella che è la solubilità del principio attivo nella pianta. Prima abbiamo visto da una presentazione del collega come un reference di mercato come Metalaxyl ha una solubilità di circa 26.000 mg litro, in questo caso abbiamo appunto 28.700 grammi litro, per cui una solubilità maggiore che si traduce anche con una elevata sistemia appunto del prodotto. Sistemia che ci garantisce quindi una protezione anche della vegetazione non presente al momento del trattamento e che ci permette quindi di avere anche un'elevata persistenza del prodotto. In questo caso potete osservare uno studio effettuato in laboratorio su piante di peperone dove abbiamo trattato solo una delle due piante con Efficon e successivamente al trattamento sono stati effettuati degli inoculi con popolazioni di afidi non trattate ogni 7 giorni. Quello che si è osservato dall'esperimento è che la pianta trattata con Efficon si è sviluppata in maniera ottimale, senza venire influenzata quindi dall'azione degli afidi, fino a 25 giorni, quindi con una persistenza molto spiccata del prodotto. Efficon ha però anche un ottimo profilo regolatorio ed è per questo che è stato possibile ottenere la registrazione eccezionale pochi giorni fa e comunque di pari passo continuiamo a lavorare appunto per la registrazione definitiva del prodotto. Questo ottimo profilo regolatorio lo ritroviamo anche per quanto riguarda la selettività nei confronti degli insetti utili, quindi impollinatori, pronubi, predatori e parassitoidi. Ma questo aspetto residuale e estremamente positivo lo troviamo soprattutto nell'etichetta. Qui ci sono le colture che sono state autorizzate con il decreto appunto di emergenza fitosanitaria e vediamo che per molte colture non è presente un periodo di carenza, per altre colture il periodo di carenza è molto basso,
In generale, lì dove non c'è un periodo di carenza, la prescrizione di etichetta chiaramente di rispettare le fasi fenologiche come timing ultimo di applicazione del principio attivo. Questo anche per garantire l'assenza di residui alla raccolta. Nello specifico potete vedere che il prodotto è stato autorizzato su diverse colture, non solo su vite da vino, ma anche su frutta e orticole. Andando però a vedere nello specifico il posizionamento del prodotto sulla vite da vino, possiamo osservare che il prodotto è autorizzato su Planococcus ficus alla dose di 1 litro ettaro per un intervento all'anno. Nell'etichetta troviamo una distinzione tra forme in parete e forme in volume. Nello specifico, per le forme in volume dobbiamo effettuare trattamenti entro la fase fenologica di BBCH 55, mentre per le forme in parete possiamo arrivare fino a BBCH 73, quindi grosso modo fino ad acino pepe. In ogni caso abbiamo sempre un trattamento all'anno alla dose di 1 litro per ettaro, quindi in funzione di questo, in funzione della forma di allevamento che abbiamo in campo, possiamo applicare Efficon sulla prima o sulla seconda generazione di Planococcus ficus. In entrambi i casi il timing applicativo è quello della migrazione delle neanidi. Sicuramente posizionandoci per le forme in parete sulla seconda generazione, come dicevo, lavorando sulla migrazione delle neanidi, possiamo sfruttare anche l'attività per contatto del principio attivo, perché appunto le neanidi usciranno dal ritidoma e quindi saranno esposte anche al trattamento, oltre, come abbiamo visto, anche all'attività per contatto grazie alla sistemia del prodotto. Vi mostro brevemente 2 grafici legati all'efficacia del prodotto. Nel primo caso possiamo osservare il confronto di Axalion con uno standard di riferimento e si vede da questo grafico come il prodotto abbia garantito il controllo del Planococcus ficus già 3 giorni dopo l'applicazione. Diventa molto interessante andare a osservare come Axalion non perda la sua efficacia anche a 14 giorni dal trattamento, mantenendo quindi un'efficacia molto alta. Questo conferma appunto quanto abbiamo appena detto, ovvero della persistenza e della sistemia del prodotto. Ancora più interessante risulta poi andare ad analizzare quello che è il confronto tra Axalion e uno standard assolutamente riconosciuto sul mercato come Spirotetramat per quanto riguarda il danno da melata sui grappoli. Qui potete vedere i risultati medi di 5 prove svolte durante il 2025, dove si osserva benissimo come Axalion riesce a contenere in maniera efficace anche il danno da melata. Questa è una conseguenza del meccanismo d'azione, quindi come dicevamo il prodotto riesce a inibire già 2 ore dopo l'avvenuto contatto tra l'insetto e il principio attivo l'alimentazione. Come conseguenza quindi, oltre ad avere una mancata trasmissione di virosi, abbiamo anche una mancata produzione di melata che si osserva soprattutto sui grappoli. Riassumendo quelle che sono quindi le caratteristiche chiave di Axalion, abbiamo detto essere un prodotto assolutamente innovativo, con un meccanismo d'azione unico nel mondo, attivo sia per ingestione che per contatto, ma contraddistinto da una spiccata sistemia acropeta per via xilematica. Questo ci permette quindi di avere una protezione anche delle foglie non presenti al momento del trattamento e di soprattutto contenere in maniera efficace tutti gli insetti ad apparato boccale pungente e succhiante, inibendo quindi l'alimentazione e la trasmissione di virosi. Da non dimenticare appunto la compatibilità con gli insetti utili e soprattutto l'ottimo profilo residuale per quanto riguarda appunto i frutti. Con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.